Dunque, digitalizzazione avanzata dei processi aziendali, questo è il senso dello studio prospettico del mercato del futuro. La ricerca dell'Università di Udine è stata presentata questa mattina alla Confartigianato. Presidente Tilatti, innanzitutto una osservazione: il mondo dell'università e il mondo dell'impresa sempre collaborano da tempo ormai con la Confartigianato, e ancora una volta c'è una conferma. Beh, anche ancora oggi c'è una conferma ed è una soddisfazione per me in particolare, ma anche per il mondo dell'artigianato, che 50 anni fa si dette molto da fare perché anche Udine avesse una sua università. È nata poi con la legge della ricostruzione del terremoto e diciamo quella tragedia si trasformò in un'opportunità, perché l'università, oltre a dare il suo contributo nella ricostruzione, essendo anche lei giovane che doveva costruirsi, ma contribuì molto alla ricostruzione, più che fisica, alla ricostruzione poi per lo sviluppo di quello che sarebbe diventato il Friuli. Quindi un'occasione di collaborazione fra il mondo del fare e il mondo della cultura e del sapere, del know-how, che ci aiutano le piccole imprese a fare quella parte che diversamente all'interno della propria quella attività di ricerca e sviluppo che difficilmente la piccola impresa da sola potrebbe sostenere. C'è un presente con il quale le imprese si confrontano, ma c'è anche un futuro, Presidente Kucic, con il quale le imprese debbono sempre di più fare i conti, e questo futuro è la digitalizzazione soprattutto. Sì, certo, la digitalizzazione è importantissima per il futuro, e questa è proprio una cosa sentita dalle nostre aziende. Ovviamente insieme alla digitalizzazione ci sono tutti gli altri grossissimi problemi che le nostre aziende ogni giorno devono superare. Ecco, quindi la ricerca che abbiamo fatto, lo studio che abbiamo fatto insieme all'università è una cosa in cui siamo orgogliosi di aver fatto. Ci serve proprio per capire quali sono questi bisogni, quali sono queste esigenze, quali sono questi problemi che le aziende hanno nei diversi settori, nelle diverse, ciascuno per la sua particolarità, e quindi l'impegno che noi dobbiamo assumere da questo momento in poi appunto è riuscire a prepararci, a intercettare questi bisogni che le aziende avranno nel prossimo futuro, che non è lontanissimo, nei prossimi 5-10 anni, per essere pronti ad accompagnarle e starle vicino e quindi aiutarle a superare questi momenti, perché noi imprenditori possiamo pensare a lavorare più che a tutto il resto. Ecco. Io penso che si debba anche dire che i servizi di Confartigianato e di tutte le realtà che si avvicinano alla Confartigianato debbono garantire l'impresa, che molte volte si confronta con dei piccolissimi errori, come è stato precisato da lei nel corso di questo incontro, che vengono pagati a caro prezzo quando l'impresa ha un altro obiettivo nel nostro tessuto sociale. Sì, è vero, il nostro paese è stato costruito dalle piccole imprese, bisogna dirlo questo, con un'ossatura industriale importante, ma le piccole imprese sono state determinanti allo sviluppo del paese. La digitalizzazione può rappresentare veramente un'opportunità. La digitalizzazione è praticata specialmente dalle imprese e dei settori manifatturieri. La digitalizzazione è già entrata nei processi produttivi da molti anni. Adesso cerchiamo di implementarla in maniera più massiccia anche nel settore dei servizi, dove proprio si può sopperire a tante manchevolezze che possono esserci nel realizzare la documentazione necessaria, nel ricordarsi tutti gli adempimenti, nel realizzare anche quelle relazioni che servono poi a essere in regola con tutte le normative sempre più pressanti. Oltre 12.000 imprese che aderiscono alla Confartigianato, quindi Presidente, per chiudere con lei, un ruolo importante quello di Confartigianato, che deve offrire servizi, che deve continuare come storicamente sta facendo ad offrire servizi. Beh, diciamo il grado il numero importante di associati che riguardano non solo Udine ma riguarda Pordenone e le altre Gorizia e Trieste è un
un numero che ci impone di interpretare ancora e sempre meglio il ruolo di rappresentante degli interessi e della difesa di queste piccole imprese che, come ha detto il Presidente Pascolo, sono state determinanti nella rinascita dell'Italia e soprattutto non hanno mai delocalizzato e non hanno mai abbandonato i loro dipendenti.